In un primo momento una parte dei ragazzi del gruppo, prevalentemente i maschi, hanno avuto una discussione e una colluttazione con la vittima. Nel corso di questa colluttazione uno di loro in particolare lo ha colpito con un pugno al volto. Poi se ne sono andati e sono rimaste solo 2 ragazze. E la vittima ha sputato nella loro direzione e una di queste l'ha colpito con la bottiglia al collo, provocandogli delle lesioni che lo hanno messo in pericolo di vita. Sono quindi 2 le giovanissime sospettate del tentato omicidio di un 22enne di Santabona, che resta molto grave in prognosi riservata in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso. Tra i sanitari prevale la fiducia, certo l'aggressione è stata violentissima. Una bottiglia di prosecco, quelli. Un colpo netto al collo. Un colpo netto molto violento, perché la ferita è profonda, perché ha provocato un'emorragia imponente, insomma è stato salvato con una certa difficoltà. A terra, tra i sanpietrini, i segni sono inequivocabili. Sangue e cocci di bottiglia raccontano sequenze folli, quelle vissute appunto tra via Castelmenardo e via Longhin, quando non sono nemmeno le 8 della sera. Siamo a pochi passi dal salotto buono della città. Il 22enne è a terra quando sul posto arrivano residenti, soccorritori, gli agenti delle volanti. È un fuggi-fuggi generale. Di giovedì sera alle 8, cioè nel senso, aspettarsi una cosa del genere, cioè perché pensavo magari l'ambulanza per un signore che stava male, cioè di solito passano, insomma siamo in centro, e vedere una cosa del genere, gente che urla eccetera, poi senti sangue, questo e quest'altro. Io a un certo punto ho detto, io stanotte dormo in bar. Le indagini sono serratissime, pare che alla fine i ragazzi presenti sulla scena del crimine fossero circa una decina. Nel gruppo facevano parte sia maggiorenni che minorenni, quindi il fatto sarà anche oggetto anzi è già oggetto di indagini anche da parte della procura dei minorenni. Giovanissimi, per lo più sballati, pare fatti di chetamina acquistata nel pomeriggio da un ragazzo proveniente da Conegliano. Anche su questo si sta indagando, resta un alert specifico della procura. Sta purtroppo diffondendosi tra i giovani qui a Treviso un fenomeno di violenza, si stanno diffondendo fenomeni di violenza molto preoccupanti che hanno raggiunto sia per quanto riguarda la frequenza che per quanto riguarda la gravità, hanno raggiunto un livello veramente preoccupante.